Questa mattina a Vittorio Veneto noi prendiamo atto che Forza Italia ha rotto il fronte del centrodestra nei comuni della Marca Trevigiana sopra i 15.000 abitanti, per cui noi oggi ci troviamo a dover valutare questa situazione, ma oggi questo è il dato e quindi da adesso in poi c'è una nuova partita. A ogni azione corrisponde una reazione, soprattutto in politica, con Claudio Borgia che a metà pomeriggio rompe ogni indugio. Impossibile far finta che a Vittorio Veneto non sia successo nulla, con l'asse da Re Forza Italia che ha preso forma e sostanza. Se nella città della Vittoria Fratelli d'Italia converge sul candidato leghista ufficiale Giovanni Braido, altrove come a Preganziol e Paese si dettano nuove condizioni. Il circolo cittadino ci chiede di sostenere ovviamente Braido, il candidato sindaco della Lega. È ovvio che nel momento in cui come Fratelli d'Italia andremo a sostenere il candidato della Lega, noi ci aspettiamo che la Lega su Preganziol intanto sostenga il nostro candidato sindaco apertamente, che è Gianni Cestaro, e allo stesso modo ci aspettiamo che a Paese non ci siano dei diktat da parte della Lega nei nostri confronti. La linea è concordata con il livello regionale, quindi con il coordinatore Luca De Carlo, che nei giorni scorsi, rivolgendosi agli alleati, si era detto pronto a fare un passo indietro in nome dell'unità del centrodestra, ma chiaramente a tutto c'è un limite. Io attendo e attendiamo tutti ovviamente che gli alleati possano darci una risposta definitiva, dopodiché la palla passa al tavolo regionale. Noi ovviamente siamo pronti a tutto, siamo pronti ovviamente a presentare ai cittadini un candidato che possa vincere. È ovvio che sarebbe miope, lo ribadisco, sarebbe miope come probabilmente è miope a Vittorio Veneto, è miope in tutte le altre realtà sopra i 15.000, andare divisi. Eppure, in tarda mattinata, Fabio Chiesa, numero uno dei forzisti trevigiani a Vittorio Veneto, con Tosi, Darè e Posocco, ostentava fiducia. Non teme ritorsioni da parte degli alleati di Fratelli d'Italia e Lega sugli altri comuni della Marca? Ma assolutamente no, siamo tutti persone per bene, sappiamo come funziona la politica, per cui come è successo in altre situazioni ci sono degli strappi, ci sono altri comuni in cui corriamo tutti assieme, anche perché è interesse di tutti, molti sindaco della Lega, noi diamo una mano, qui non si è potuto fare altrettanto, ma ripeto, è interesse di tutti andare assieme dove si riesce.